La pizza è femminile, certo. Dovrebbe esserlo di più. Ci sono poche donne pizzaiole e quelle sì, cerchiamo insomma di portare avanti la nostra onomea il meglio possibile. Fantasiosa, croccante e solidale la pizza coniugata al femminile dalle pizzaiole protagoniste a Caseus che hanno sfornato prelibatezze in rosa e non solo. L'impasto è un semi-integrale fatto con lievito madre, mozzarella a fior di latte come base, crema di zucca mantovana e sopra ci mettiamo dei porcini grigliati, montaggio DOP, un topping di aglio orsino e noci sbriciolate. Una struttura fritta con doppia cottura, prima fritta e poi rigenerata in forno, con una sfilacciata di Black Angus, una bella grattugiata di piave e come topping e come aggrappante una mozzarella a fior di latte. Fatta con 100% farina integrale e un'alta idratazione. Andiamo in cottura con della casatella e della mozzarella a fior di latte, insalatina e del prosciutto crudo veneto. Quando siamo in uscita viene farcita con un pomodorino demi-sec, una goccia di basilico, una crema di basilico e della mozzarella STG. Pizzaiole che sono state aiutate nel servizio ai tavoli da professionisti davvero unici, i ragazzi di Vite Vere Down Daddy che qui a Caseus hanno promosso una raccolta fondi per sostenere il percorso di autonomia che hanno tutti intrapreso a cominciare dalla scuola. Alcuni sono in formazione ed altri hanno già trovato una loro sistemazione lavorativa e per loro questo è una passione oltre che un lavoro e noi come cooperativa cerchiamo di dare loro gli strumenti che gli permetta di poter avere un lavoro vero poi nel mondo esterno. Questo è il ruolo di Daddy Home, che è una struttura turistica gestita dalla cooperativa e nella quale si stanno formando Rocco, Vittorio, Giorgia è dipendente, mentre Sofia è cuoca presso una scuola elementare. Le nostre frontiere sono dure perché stiamo cercando di poter allargare un attimo le nostre possibilità proprio per accogliere più persone e quindi riuscire a dare più possibilità di lavoro a questi ragazzi, perché c'è tanta necessità e tanta richiesta, però noi ancora siamo piccoli, quindi per noi è importante crescere. Abbinamenti che ancora portano un tocco di luce estiva in un autunno ad alta temperatura, ottimo e sorprendente quindi anche quello con un nuovo classico delle bollicine. Il classico di pizza e birra, quindi la bollicina, la trasportiamo in quello che è il prodotto vino, in questo caso Prosecco DOC, un vino che risulta fruttato, verticale, leggero, friendly come dicono gli anglofoni e che si sposa benissimo con la slice pizza, con la pizza al piatto, quindi con un cibo che di fatto nasce come cibo da strada, che poi noi oggi l'abbiamo anche elevato soprattutto alle pizze gourmet, un abbinamento che iniziano ad amare moltissimo, anche molto all'estero, devo dire la verità, anche grazie a un lavoro che il consorzio di Prosecco DOC sta facendo oltre i confini non solo italiani ma anche oltre i confini europei.